Scoperto il primo testamento di Antonio Canova, datato 1799. Il documento è emerso quasi per caso durante la sistemazione dell'archivio parrocchiale di Possagno grazie allo studioso Marcello Cavarzan. Si tratta di una bozza notarile redatta dal prestigioso notaio bassanese, amico e uomo di fiducia di Canova, il conte Tiberio Roberti, quando lo scultore era ancora 42enne, ma già dimostra chiaramente il suo animo filantropico e soprattutto il suo amore per la sua città natale e per la gente che vi abita. Nel documento, che ancora non si può visionare in attesa del placet della curia, il primo, cui ne seguiranno altri 5, vengono disposte la creazione di una biblioteca artistica e di una raccolta di statue in gesso nella sua casa di Possagno, dove i giovani possano esercitarsi nel disegno, il lascito della maggior parte dei suoi beni alla comunità possagnese e la concessione annuale di 3 doti nuziali a giovani donne del paese, primo esempio di tutela e garanzia della libertà economica alle donne. È palpabile l'emozione di chi ha trovato in una cartellina ancora mai aperta o quasi il prezioso documento. È già il riassunto delle volontà che poi ripeterà modificandole, ma in bene, sempre a favore del paese, dei parenti. C'è l'introduzione che secondo me, l'introduzione che è una poesia di uno che ha una coscienza talmente limpida e pulita che c'è una scala gerarchica, il bene, l'anima, parenti stretti, la madre, i fratelli, i parenti, i poveri. È una cosa, è un testamento di un santo uomo. Ma questo è il suo lato intimo, il suo lato personale, il suo amore per Possagno, per la sua patria, perché lui la chiamava patria. Questa era la sua patria e lui da sempre ha voluto dare ai possagnesi, cosa che ha fatto e che continua a fare anche dopo 200 anni dalla sua morte. Un artista esemplare che si rivela sempre più un uomo esemplare, un uomo buono, interamente vocato alla sua arte, alla sua libertà e all'attenzione per la sua terra. Quando parliamo di Canova dobbiamo sempre cominciare dal suo essere artista, dal suo essere scultore, il più grande scultore del neoclassicismo, però poi dobbiamo anche curare l'aspetto umano, un uomo estremamente generoso, un uomo che si è prestato per fare la storia del suo tempo.